Ed eccolo qua, come avevamo promesso, come ci aveva promesso, il super ospite a Cantiamo Napoli. Lui, è un'emozione averlo qui, Mauro Nardi. Non è che tu avverti un'emozione, ma per me è un piacere essere qui nella tua trasmissione, perché diciamo ho avuto l'occasione per poter venire, ma non perché tu hai un programma che è seguitissimo, c'hai dei bei artisti, giovani, ragazzi promettenti, persone già miei colleghi affermate, per cui è una trasmissione che la fai da tanti anni. 10 anni. Su 10 anni significa che è una realtà, non è un raffreddore, 3 giorni e poi no, è una realtà. E poi la cosa bella, che questa mia partecipazione dopo 10 anni, come si vede la professionalità anche della struttura. Certo, Villa Gran Bruro che va Villa Gran Bruro che Gran Bruro, hai detto bene. Gran Bruro, sono fatte 2 R, capite? E ho trovato veramente una struttura elegantissima e bellissima. Si mangia sposare una volta, vengo qua. Veramente questa nuova sala Biancaneve inaugurata da Ciro, che è il proprietario. Sì. Ciro, complimenti per la grazie per la collaborazione e per pure ci emozionati. Ci dato l'opportunità di poterla presentare. Ciro, ti dico una cosa, veramente hai una struttura eccezionale. Io se dovessi dare un consiglio alla nuova generazione, matrimoni, che vengono qua, perché la struttura loro non riescono a vederla, quella reale, come è fatta, ma è bella. Tu guarda qui dietro c'è una cascata di seta che è uno spettacolo, di fiori, l'ornamento, quello che fa bella tutte le cose. Ormai questa sala è una sala grossissima che può portare fino a 250 posti. No, io la conosco bene questa sala, perché noi abbiamo fatto parecchi eventi qui dentro, per cui è proprio stravolta, è stata fatta proprio tutta alla gran stile. Complimenti, Ciro. Ok, allora, torniamo a Gran Bruro. Quindi ritorniamo a noi. Mauro, tu ormai sei affermatissimo, ti vediamo dappertutto, so che lavori tantissimo in tutte le parti d'Italia, e qui io a Cantiamo Napoli, come hai detto tu, ho tanti artisti affermati, ma tanti giovani che si affacciano in questo campo. Un bel consiglio, dai. E gli facciamo gli auguri. Allora, come la penso io, io spero sempre che tutta la nuova generazione, c'è sempre in mezzo alla nuova generazione, ragazzi che cantano la melodia, perché cantando la melodia è importantissima. Perché? Perché nel patrimonio della canzone napoletana ci sono tante belle canzoni che devono essere sempre messe in ascolto, no, devono essere sempre gettonate, per cui come domani esce un ragazzo e canta Innamorarsi e che canta Sì tu, è bello. Speriamo che in questa nuova generazione usciranno ragazzi che come noi mantengono viva questa. Noi quando eravamo giovani mi piaceva Mario Merlo, mi piaceva Mario Treva, Pino Mavro, sono venuto con quelle caratteristiche, per cui io si piace cantare Mario Merlo, Pino Mavro, Mario Treva, Tony Bruni, li canto tutti, però faccio le mie canzoni grazie al mio pubblico che mi ha portato al successo, faccio le mie inedite. A questi ragazzi gli dico, fate le vostre inedite, però fortificatevi con la canzone melodica, perché la canzone melodica è quella che gratifica a tutti coloro che vogliono intraprendere questa carriera di artista e cantante. Allora io ti rinnovo ancora un grande grazie per essere presente alla mia trasmissione, un bacione al tuo staff, so che hai avuto una giornata intensa, ma hai voluto lo stesso onorarci ed essere qui oggi. Ieri sono stato a Palermo, stamattina mi sono svegliato alle 6 per prendere l'aereo per venire a Napoli, sono andato all'aeroporto dopo 2 ore, il volo cancellato. A Roma mannata, va a Roma, però ma tutto questo così, da Roma piglia un treno, va alla stazione Termine, piglia Italo e fatta accompagnare a Napoli. Tutto questo sono arrivato alle 4 con una sfravagatura, proprio distrutto. Però l'impegno con Raffonzi era un impegno mortale, per cui sono qua e veramente ne sono fiero e orgoglioso di essere nel tuo programma oggi con tutti i partecipanti. Noi siamo fieri, avremo modo di ascoltare 2 bellissime canzoni tue adesso con il nostro pubblico, ma prima Villa Gran Bruro ci teneva ad inaugurare questa grande sala insieme a te con una bella
l'apertura di una champagne. Bellissima, ma io porto bene perché io sono positivo, che sta champagne, già l'hanno avuta Vi 10 anni ricordo, fa. esatto, e quindi hai portato fortuna a noi, hai portato fortuna a Villa Gran Bruro e noi vogliamo ripetere questo gesto scaramantico. Sì. Allora, Tutto pronto? Eccolo il qua. nostro mister. Nel frattempo facciamo i complimenti allo staff di Villa Gran Bruro e allo staff di Cantiamo Napoli che qui presente, al nostro amico Giampi che ci segue ormai dappertutto. Giampi ormai è diventato un'icona per televisione e per Facebook. Però poi mi devi far salutare un attimo la persona Facebook a cui io devo proprio tanto è- perché ha fatto da tramite, questo ed è Tonino De Santis che aveva promesso e ha mantenuto la sua promessa. Grazie Tonino. Ragazzi, un applauso per il grande Mauro Nardi. Auguri. A Cantiamo Napoli a Mauro Nardi. Il treno scalo alla velocità 99, 20, nuovo trascorso viaggiatori da Napoli Centrale e diretto. Non mi farò vedere, proprio tu con me stasera, prendo stesso treno che fa capità. Non mi conosciuto, forse sono un po' invecchiato, tu città e quale tanto tempo fa. Dimmi sei sposata, ti sei pure laureata, ma ricordo ti piaceva se studiare. Io vivo a Milano, da 10 anni divorziato, ogni tanto tengo a non stare a tornare. Ti penso a notte, sto più bello che se l'ha scordato mai. Ti ricordi con me innamorato, rindo cuore mio ti devo solo a te. Ti penso a notte, penso a quelli camerati sotto le stelle, l'emozione a prima volta arriva male. Sulla luna sape tutta la verità, ma tu non credevi a st'amore, poi dicevi ogni sera, dai non era per te. Chissà, forse hai avuto ragione, e partita lontana però parecchio a te. Già siamo arrivati, ti rinnovo i miei saluti, buona vita, ci vediamo chi lo sa. Oggi sono contento perché io sazio finalmente, che tu sei felice quanto pensa a me. E ti pensa a noi, sto più bello che se l'ha scordato mai. Ti ricordi con me innamorato, rindo cuore mio ti devo solo a te. Ti penso a notte, penso a quelli camerati sotto le stelle, l'emozione a prima volta arriva male. Sulla luna sape tutta la verità, ma tu non credevi a st'amore, poi dicevi ogni sera, dai non era per te. Chissà, forse hai avuto ragione, e partita lontana però parecchio a te.